Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Come potete vedere oggi siamo nuovamente all'interno della nostra mappa 1998, marzo 1998. Continuiamo la nostra partita. Allora, ho visto diversi commenti, mi avete consigliato di attuare una serie di riforme perché la situazione è davvero pericolosa, possono accadere dei fatti davvero spiacevoli che possono poi portare a una rivoluzione alla fine della partita. Quindi conviene che convinciamo, come abbiamo detto, questi globalisti a votare per noi. Allora, innanzitutto dobbiamo attuare una serie di editti che ci aiutino. Però per prima cosa io aumenterei, come qualcuno ha scritto, i salari di tutti i camionisti e di tutti i costruttori per aumentare la loro efficacia e soprattutto la loro velocità. Intanto poi portiamo avanti anche tutti i pozzi petroliferi e tutti i supermercati per... qua addirittura c'è una nuova protesta. Vediamo qua come va. Ecco, il petrolio è finito alla raffineria, la demoliamo e la ricollochiamo tipo in questa zona che c'è dell'altro petrolio. Allora, vediamo che missioni abbiamo. Dov'è? Presidente, i nazionalisti... Costruisci un nuovo stadio per avere un supporto superiore maggiore da parte dei nazionalisti. Però, a questo punto, io che cosa farei? Vorrei cambiare la Costituzione. Cambiamo la nuova sezione, ovviamente, del mercato globale. Passiamo da firewall totale a internet libero. Generazione di punti di ricerca aumenta del 15%. Da protezionismo, mi sembra che era questo, a frontiere aperte, aumenta del 10% il prezzo base delle merci lavorate. E invece di priorità all'economia, emissioni zero, così aumentiamo il turismo, diminuiamo l'inquinamento delle fabbriche e ovviamente anche un po' di efficacia. Emissioni zero, frontiere aperte e internet libera. Firmiamo. Come editto abbiamo qualche soldo in più, possiamo farlo. No, non possiamo ancora farlo perché a livello di ricerca mancano 7 mesi a Mio internet. padre usava dire che l'ignoranza è una benedizione. Ok, mando membro della casata in vacanza. Non sarà disponibile per un certo periodo di tempo. No, nessuna vacanza perché ci servi che è un periodo di crisi. Allora, abbiamo un po' di soldi e adesso dobbiamo distruggere la raffineria qua. Attendiamo che venga, ecco, distrutta e affondata insieme alla nave. E vediamo se abbiamo i soldi per... Ah, mi ero dimenticato una cosa, perfetto. Cerco di tenere un timer per avere più o meno un'idea di quanto sto registrando, così vengono dei video più precisi. Allora, giusto, aspettiamo i prossimi soldi ragazzi e costruiamo una nuova raffineria. Intanto il consenso è aumentato di un pelino. Allora, una nuova raffineria proprio qua. Purtroppo c'è una spiaggia. Io avevo cercato nuove risorse petrolifere qui nel mare, però diciamo i nostri tecnici ci suggeriscono di... Ecco, potremmo anche metterla qua giù. Ecco, qua giù potrebbe andare bene perché la zona turistica è proprio qua. Qua giù non penso, dico, siamo belli lontani, no? Ecco, potrebbe creare una carenza energetica. Attenzione. Tanto ci sono nuove proteste. Vediamo chi è che sta protestando. Dov'è? Riduci il numero di fabbriche. Allora, ma voi vi rendete conto che proposta che mi hanno fatto? Cioè, ridurre il numero di fabbriche a 2. Se riduciamo il numero di fabbriche a 2, dove dobbiamo andare? Allora, come editti, io attenderei la ricerca di questo benedetto internet. Abbiamo costruito anche il laboratorio scientifico, se non sbaglio. Qua non si lavora perché non c'erano... Oh no, ora dovrebbero lavorare perché sono arrivati i sigari. Allora, qua c'è un ribelle, lo arrestiamo. Dov'era qua? Oh, ecco qua. L'efficacia aumenta di 20, perfetto. Per tutte le fabbriche di elettronica là ce n'è una. Allora, metterei anche martedì grasso per aumentare il divertimento. Metterei il possesso delle armi, incrementa la libertà e rende le unità di fanteria più efficaci. Per quanto mi capiti raramente di prendere una posizione chiara, devo esprimermi contro le ultime modifiche apportate alla legge sul possesso delle armi. Legherò io stessa al toro meccanico chiunque osi entrare al Jolly Roger con un'arma più sofisticata del macete. Prendetelo come un avvertimento. Armi e cocktail non vanno d'accordo. Allora, così aumentiamo anche un po' la libertà. Amigo! Qui c'è quest'altro che dovrebbe essere già in prigione, lo dovrebbero prelevare tra poco. Qua ce n'è un altro, vediamo di arrestarlo.
49%, perfetto. Sto aspettando, ragazzi, internet per... Ragni tropicali giganti. Ok, minaccia ribelle in arrivo. Aumentiamo la paga anche a tutti i soldati che ci sono qua. Mettiamo anche squadre di addestramento speciale nelle caserme. Qua mi sembra che ce n'era un'altra. 49%, così va meglio. Ok. Vediamo qua come sta andando. Presidente, abbiamo scoperto. Oh, internet è stato sbloccato, quindi subito nella sezione editti facciamo governo elettronico, riduce del 25% il costo di tutti gli editti. Mettiamo, come avevano detto, questa assistenza sanitaria a pagamento per completare questa serie di editti. E aggiungiamo anche il wifi gratis. Aumenta la qualità delle abitazioni e l'efficacia degli hotel sull'isola. Perfetto. Per adesso va bene così, 52%. Come avete visto, le nuove riforme si sono fatte sentire. Aggiungerei anche una stazione della polizia qua giù, perché, come potete vedere, c'è un po' di criminalità che serpeggia in questa zona. Nightclub, ok? Mi raccomando, finiamo anche sta centrale geotermica, perché altrimenti siamo fregati. A livello di energia abbiamo un consumo di 2590 per un'energia totale. Abbiamo un sacco di energia, allora, ok. Perfetto, adesso ci siamo ripresi da quel momento critico. Fortunatamente qua c'è sempre il solito prigioniero. Ci sono 10 mandati di arresto. Non si riesce a metterli in gabbia questi. Anche se adesso un'altra stazione di polizia. Vediamo se sti poliziotti riescono a darsi da fare. Sti ribelli. Qua ecco, infatti. Agitatore, ragazzi, abbiamo un agitatore. Possiamo utilizzarlo per ottenere consenso in qualche struttura. Vediamo un po' se lo possiamo mettere. Vediamo da qualche parte. Ecco, qua no, va bene. Una zona dove lavorano un sacco di persone. Ma vediamo un po'. Nella fabbrica di sigari già c'è l'agitatore. Ma mettiamolo qua. No, indietro. Agitatore, eccolo qua. 52%, ok. Qui stiamo migliorando la nostra zona turistica. Qua stiamo finendo sta azienda, meno male. Ok. 53%. Il petrolio però, col fatto che la raffineria ormai è stata distrutta, lì non abbiamo più introiti da parte del nostro caro e amato petrolio per il momento. Finiamola subito perché ci serve, dai. No, sbagliato. Forza. Benissimo, aggiungiamo una piccola strada. E soprattutto aggiungiamo il ciclo diesel e il biocombustibile, che genera gas naturale in base al numero di piantagioni che ci sono nella nostra città. Budget massimo. E mettiamo un... Non ci servono queste persone perché... Come non c'è nessun collegamento stradale? L'ho fatta adesso. Ancora che dice... Oh, perfetto. 130.000 dollari, 160.000 dollari. E allora io costruirei un'altra raffineria ancora. Però purtroppo c'è un deficit energetico. E allora, ragazzi, però non voglio spendere soldi inutili. Sbrighiamoci qui. Facciamo intanto un'altra centrale geotermica. Abbiamo sto vulcano, sfruttiamolo. Allora, 1, 2 e 3. Queste mi sembra che non hanno bisogno neanche di strade di collegamento. Ah, addirittura qua, ma me ne ero accorto. Provate il nuovo antidepressivo 1 e Tropico Chem dalla società che mette voi prima del profitto. Ero una persona triste e infelice, ma ora non più. Grazie a Cirinax posso sorridere e divertirmi. Sono l'anima di ogni festa e non esistono effetti collaterali. È gioia allo stato puro. Attuiamo una manipolazione sociale, cioè selezioniamo una fazione dell'isola e la rendiamo più importante e facciamo passare una buona parte di persone nella fazione dei militaristi. Abbiamo il 51% appena, vediamo un po' quello che possiamo combinare. Allora, stavo aspettando un altro po' di soldi per fare una nuova nave da crociera e aggiungere anche altre nuove strutture. Allora, dobbiamo fare un nuovo stadio, vediamo qua cosa c'è. Nessuno ha mai vinto 3 premi. Ok, produci 3.000 di elettricità. Presidente, Ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo 3 stazioni di polizia nuove da mettere. Vediamo dove le possiamo trovare. Stazioni di polizia.
Stazione di polizia. Eccola qua. Una l'abbiamo messa qua che la stanno finendo. Ne mettiamo un'altra ancora qua. E un'altra ancora. Eccoci ragazzi, abbiamo un attimo salvato la partita. Aprile 1999. Purtroppo la felicità sta scendendo al 48%. Abbiamo perso qualcosa. Allora dobbiamo fare qualche cosa per migliorare ancora di più la nostra felicità. Allora, vediamo un po'. Promozione turistica, questo è interessante. Aumenta il tasso di turismo per i prossimi 5 anni. Abbiamo emanato tantissimi editti. Adesso divieto di fumare. Blocca tutte le fattorie di tabacco. No. Riduce la libertà, probabili disordini. Siamo per adesso un po' fermi da questo punto di vista. Abbiamo il 48%, anche se veramente abbiamo fatto tantissime innovazioni. Abbiamo bisogno di un nuovo stadio. Qua le nuove centrali geotermiche sono pronte. Comunque adesso collocherei la nave da crociera appena arrivano i nuovi soldi. Cerchiamo quindi di diversificare un po' la nostra economia. Vediamo se possiamo mandare l'ultima nave che abbiamo disponibile da qualche parte. Per esempio, vediamo un po' se c'è qualcosa. Ecco, automobili per esempio nell'Unione Europea. No, io non la volevo mandare lì. Automobili nell'Unione Europea. Perfetto. E vedere un po' cosa succede. Allora, 22 cittadini sono giunti a Tropico. Ecco che arrivano le nuove navi. E incassiamo i nuovi soldi. 20.000 da una parte. Ok. Andiamo qua. 31.000. Ecco che arrivano. Oh, petrolchimica. L'inquinamento generato dalla raffineria è dimezzato, ma la struttura consuma 100 megawatt extra. Qui è interessante perché siamo molto vicino a una zona, diciamo, turistica e anche residenziale. Stiamo aspettando i nuovi soldi. Speriamo che arrivino in fretta perché voglio potenziare ancora di più il settore turistico. Purtroppo. Oh, ecco che arrivano. Benissimo. Vediamo di mettere immediatamente una nave da crociera per portare i turisti a spasso. Eccola qua. Qua che succede? Aumentiamo di un pelino il budget. Sono infuriato. E Non posso- rivolta in arrivo. Attenzione ragazzi, dei traditori hanno impugnato le armi per combattere contro di noi. E allora vediamo che succede. Fuoco a volontà per quanto riguarda i nostri soldati. E penso proprio che che la nostra partita sia finita, perché vediamo un po'. Qua partono dei panzer. Qua ci sono finalmente 4 ribelli in gabbia. Qua la mitragliatrice c'è, funziona. Ecco, la rivolta è che tante persone, ecco, sono partite qua. Sarà una cosa Vedete, folla dolorosa. inferocita che vuole combattere contro il presidente. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Abbiamo poche squadre però purtroppo. Noi abbiamo 1, 2, 3, 4 squadre di carri armati. Squadre diciamo alleate. 5, 6, 7. Ne abbiamo 7. Impostiamo la priorità elevata qua giù. La guerra è un inferno. Non possiamo richiedere aiuto da qualcuno? Non lo so. Qua che c'è? Ancora rompiamo le Signor scatole. Presidente, la mia ricerca dimostra che gli acquirenti interni ed esterni. Vediamo. Comunque la folla si è ribellata col 48%, Dico, è esagerato. Sono partiti intanto. Combatteremo nelle Sono partiti strade intanto i e sulle jets. spiagge. Vediamo se gli uomini del presidente riescono a darci una mano. Intanto c'è la distilleria che è in fiamme. Folla inferocita, maledetti, dopo che vi abbiamo costruito il mondo. Vi abbiamo dato appunto tantissime innovazioni. Vi abbiamo costruito un'intera città. Folla inferocita, ma voi vi rendete conto? Ma ragazzi, io penso veramente che siamo un po' fregati, perché le torri di guardia che avevamo qua sono tutte crollate. Vediamo un po' se i nostri carri riescono. Quando andiamo all'assalto! Guardate della vita che perdono i nostri carri armati, perché sono circondati da questi maledetti. Meno male che arrivano anche i jet dall'alto, ma non è che possono fare. Vediamo se abbiamo un'altra portaerei. Ah, una ne possiamo mettere. E allora le torri di guardia non si possono più mettere qua, vero? Durante la rivolta. Niente. Vediamo, ecco che arrivano altri panzer. Darò la mia vita se Oh, ma qua necessario. aspetta, dov'è? Sono infuriato. Anche i ribelli. Non fuoco a volontà, basta, perché sennò distruggiamo tutto. Oh.
Vediamo che stanno cercando di distruggere qua. Spegni. Qua ci sono anche i ribelli che stanno attaccando. La rivolta continua. Mamma mia, vediamo un po'. Ragazzi, ma sono troppi, non ce la possiamo mai fare, guardate. Ma, vediamo. Stiamo venendo a Darò la mia vita se necessario. Ma, speriamo di riuscire a fare qualcosa. Intanto i jet militari qua hanno bombardato. Cioè, ma pure i ribelli, dai. Sapete come si dice, no? Wow. Quando il tuo dittatore compra mitra d'oro per le sue guardie, vuol dire che l'economia fila a gonfie vele. Sì. Forza. Il problema è che Ragni tropicali giganti, presidente. come facciamo adesso? Cioè, a difenderci? Stiamo cercando di eliminare Tutto qui quello che sai l'ultima fare? pattuglia qui, ma vediamo un po'. Presidente, i tropicani chiedono delle lezioni No, no, basta. Stiamo combattendo peggio per voi.